Casa Pound senza location per la conferenza stampa, l'ex-ma negato a poche ore dall'evento, poi il Blitz sotto il comune di Cagliari per cercare di parlare con qualche rappresentante comunale, magari proprio col sindaco Massimo Zedda. Fabio Currias è il coordinatore regionale di Casa Pound. Cosa contate di fare? Quali le vostre approssimazioni? Buongiorno, allora le nostre approssimazioni sono senza dubbio rimanere qua e aspettare che qualcuno ci riceva per far valere i nostri diritti in campagna elettorale. Se qualcuno del comune ci riceverà e ci darà la possibilità di trovare un altro spazio comunale, eviteremo di occupare il comune. C'è comunque anche un'altra volontà da parte vostra che è emersa, ovvero se il comune non vi darà nessuno spazio, voi cosa farete nei prossimi giorni? Se il comune nei prossimi giorni non ci darà la possibilità di avere uno spazio dove presentare la nostra lista, ci prenderemo con la forza lo spazio che ci spetta per poter fare la conferenza. Avete già in previsione qualche location da occupare? Sì, abbiamo già in previsione 2 o 3 location, stiamo gestendo al meglio la possibilità di occuparla e nei prossimi giorni saprete qualcosa. Dal vostro punto di vista, come giudicate questa situazione che si è venuta a creare? Dal nostro punto di vista giudichiamo la situazione veramente intollerante e veramente scorretta, perché in campagna elettorale tutti quanti i partiti devono avere la possibilità di esprimere il loro programma elettorale. Non si può dare la possibilità di non esprimere il proprio programma elettorale solamente perché è in contrasto con la politica di un partito opposto a quello nostro.